Eccoci di nuovo, dunque ben ritrovati allo spazio di approfondimento dedicato ai temi sindacali, in particolare con gli ospiti della CGIL che ringraziamo. Allora saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto in studio, Paolo Casanova Stua, funzionario del FLAI Treviso. Buongiorno e ben trovato. Ben trovato a tutti. E collegato invece con noi da remoto Denis Silvestrini, che è un operatore dell'Inca, poi insomma chi della CGIL, chi negli uffici poi si occupa materialmente anche di quelle che sono le pratiche relative al tema di cui ci occupiamo oggi, che è magari piuttosto, buongiorno anche a lei Denis, piuttosto specifico ma che coinvolge probabilmente una importante mole di lavoratori. Parliamo del settore agricolo, che è un settore, lo sappiamo, che valenza anche nel nostro territorio, ma parliamo in particolare di quelli che sono magari dei momenti non felici, quelli delle disoccupazioni agricole, momenti anche di transito, magari non definitivi, insomma passaggi da un'attività all'altra. Allora chiederei gentilmente a Denis Silvestrini di inquadrarci quello che è il tema delle disoccupazioni agricole, che peraltro in questo 2024, proprio con l'inizio dell'anno, ha subito anche tutta una serie di novità. Sentiamo un po' qual è il quadro normativo relativo a questo tema. Buongiorno a tutti. Allora, la disoccupazione agricola è una pratica che si rivolge a tutti i lavoratori del settore agricolo, agli operai in particolar modo, sia quelli che lavorano, che hanno un contratto a tempo indeterminato, ma anche a quelli, soprattutto a quelli che hanno un contratto a tempo determinato. Quest'anno la domanda di disoccupazione agricola si riferisce al biennio 2023-2024 e va presentata nei primi 3 mesi del 2025. È una pratica molto importante, purtroppo non a tutti conosciuta, in quanto riguarda un bacino di più di 12.000 persone che lavorano nel settore agricolo, ma purtroppo non tutti ne sono a conoscenza. Pertanto io li inviterei già da subito a presentarsi nei nostri uffici, dove troveranno delle persone che potranno eventualmente valutare la possibilità di presentare la domanda di disoccupazione agricola. Disoccupazione agricola è una domanda che va presentata all'INPS, che poi l'INPS ne valuta i criteri e i vari documenti presentati, se c'è la possibilità di andare a riscuotere quanto dovuto. Ecco Denis, allora cosa si intende? Allora, ho capito che parliamo specificatamente di una pratica, di un cammino che si intraprende, ma in quale circostanza interviene questo genere di domanda, eccetera? Parliamo di stagionali, di cosa parliamo? Allora, il contratto deve essere un contratto di operai a tempo determinato o a tempo indeterminato. Di solito riguarda soprattutto i contratti a tempo determinato, dove devono avere nel biennio di interessi, cioè in questo caso 2023 e 2024, almeno 102 giorni di lavoro nel settore agricolo. Dopodiché l'INPS andrà a remunerare i giorni che sono stati lavorati nel 2024. Questo, diciamo, è il requisito fondamentale per poter fare la domanda. Dopo ci sono altri requisiti che l'INPS va a verificare. Purtroppo, per chi è un extracomunitario e si trova ad avere un permesso di soggiorno con lavoro stagionale, ahimè, loro non possono rientrare in questa casistica. Dunque, nel rispondere alla tua domanda, il lavoro stagionale, no, perché se sei un extracomunitario con un permesso stagionale non hai diritto a questa domanda. Dunque è un po' complessa la gestione delle disoccupazioni agricole, ci sono tante cose da andare a guardare. Ecco, nel senso che sono lavoratori che lavorano per un periodo, probabilmente anche per una determinata richiesta di quel periodo, non lo so, adesso mi viene in mente
È che appunto il filo è sottile tra stagionali e lavoratori a tempo determinato, no? A me viene in mente il lavoratore che è nelle nostre campagne per la vendemmia in questo periodo, ecco, quello può rientrare o solo se arriva a questa soglia, mi pare di capire, di giorni. Esatto, diciamo che il contratto degli agricoli è un po' complicato, dopo magari Paolo può entrare meglio nelle specificità. Diciamo che il contratto prevede che io ti assumo per un periodo e in questo periodo ti faccio lavorare tot giorni. Questo è quello che va dopo a determinare se riesci ad avere o non avere le 102 giornate nel biennio. Ecco, allora Paolo Casanova Stua, che ratio c'è dietro a questa norma? Nel senso, ti assumo per un periodo e vediamo quanti giorni hai lavorato, perché qui parliamo di un sussidio a cui si può accedere evidentemente la disoccupazione nel caso poi si rimanga senza occupazione, è corretto? Certo, la ratio è quella che da sempre in agricoltura il lavoratore e il lavoro è molto legato alla questione atmosferica, perché ovviamente si lavora all'esterno e quindi ci possono essere delle giornate in cui si lavora e altre giornate in cui invece non si lavora. La ratio di riconoscere l'indennità di disoccupazione agricola, a differenza della NASPI, che è la disoccupazione che si applica all'industria, è proprio questa. Per l'industria io ricevo una prestazione nel momento in cui cesso il rapporto di lavoro, invece in agricoltura succede una cosa un po' particolare. L'INPS va a guardare le giornate in cui io ho lavorato nell'anno precedente, quelle che non ho lavorato, e sulla base di un calcolo un po' particolare poi paga la prestazione. E in questo senso la ratio è, diciamo, legata alla tipologia settoriale e al tipo di lavoro, per cui uno stagionale, o meglio un operaio a tempo determinato, è un operaio che delle giornate può lavorare e delle giornate non può lavorare. Ecco, però voglio dire, non è colpa del lavoratore se magari quel giorno il meteo è avverso e non lavora, lui magari rimane a disposizione o viene chiamato appositamente. No, come spiegava Denis all'inizio, i contratti per gli operai a tempo determinato sono fatti in questo modo. Io ti assumo per un tot periodo e in quel periodo ti garantisco un minimo di giornate. Ho capito. E nel momento in cui io, datore di lavoro, decido che in base alle condizioni del campo oppure alle condizioni meteo, quindi se piove o non piove, tipo oggi piove e stamattina è venuto da me in ufficio un lavoratore che mi dice oggi mi hanno lasciato a casa perché pioveva e non si poteva lavorare. Ecco, in questo caso qui, per queste giornate, l'INPS paga l'ammortizzatore sociale in via retroattiva. Quindi guardiamo l'anno precedente e non guardiamo, come dire, quello che succede poi. Ho capito, quindi insomma c'è questa differenza tra lavoratore agricolo e lavoratore dell'industria? Assolutamente sì, è un settore molto particolare l'agricoltura, a cominciare dall'inquadramento contrattuale. Un lavoratore agricolo che viene assunto a tempo determinato non sa bene quale sarà il reddito che percepirà, perché non sa quante giornate di lavoro fa. Orientativamente il contratto di assunzione stabilisce un minimo di giornate contrattuali. E questo però poi va a legarsi alla possibilità di svolgerle. Normalmente il periodo è molto ampio per cui le giornate contrattuali vengono tutte svolte e a volte anche, come dire, più di queste vengono svolte dal lavoratore. Certo è che dal punto di vista della, diciamo, precarietà del lavoro, il lavoratore agricolo è un lavoratore che, diciamo, molto si avvicina a un lavoratore a chiamata per alcuni aspetti, ecco. Infatti a volte si fanno confusione con i contratti. Quindi questa disoccupazione copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente alla domanda, abbiamo detto. Ecco. Allora Denis, abbiamo detto a chi è rivolta, perché lei diceva operai agricoli a tempo determinato e poi ci sono altre categorie? Allora, principalmente, come ti dicevo, sono gli operai agricoli a tempo determinato, tuttavia possono accedere anche
operai agricoli a tempo indeterminato, e in questo caso si dovrà fare una valutazione delle giornate che hanno lavorato, ma si riferisce anche a cooperative agricole ed eventualmente ai loro consorzi, anche se qui dobbiamo andare a dire che è uscita una normativa nel 2022 che prevede per i contratti di cooperative agricole e di trasformazione a tempo indeterminato, per loro è prevista la possibilità di chiedere la NASPI. Anche qui il filo è molto sottile quando si parla di trasformazione della materia, e comunque questa è una novità che è immersa già nel 2022, non tutti ne sono venuti a conoscenza, però sottolineiamo il fatto che se lavori in un'azienda agricola di trasformazione o una cooperativa di trasformazione puoi accedere alla NASPI, che è molto più vantaggiosa di una disoccupazione agricola. Ecco, tra l'altro, come sta andando? Come va lei che appunto lavora negli uffici? I lavoratori si avvicinano e si presentano per chiederla, o magari c'è chi non ne approfitta? Allora, questo è il grande problema. Chi è a conoscenza dell'esistenza si presenta. Purtroppo c'è ancora tanta gente che non è a conoscenza. All'inizio avevo detto che i lavoratori nel settore agricolo sono circa 12.000, una buona parte non ne ha il diritto, però chi ha il diritto o viene a conoscenza per un passaparola, difficilmente riesce a ricevere l'informazione direttamente dal datore di lavoro. Ecco, per cui è importante anche questo momento di divulgazione, questi momenti di divulgazione che facciamo anche noi, no? Attraverso la televisione con voi qui ospiti, proprio per in questo settore come in molti altri spiegare quelli che sono i diritti e le possibilità di questi lavoratori, perché poi Paolo, se qui siamo anche in un settore ahimè precario per tante motivazioni, è ancora più importante sapere di avere queste reti di salvataggio, insomma questi ammortizzatori. Senta, parliamo proprio del settore, quali criticità vive in questo momento qui? Ma noi siamo in una provincia che diciamo sta abbastanza bene, nel senso che il vitivinicolo insiste molto nel nostro territorio, diciamo che le aziende stanno bene, perlomeno quella tipologia aziendale. Ci sono però altri settori, altri comparti che comunque soffrono, così come soffrono in tutta Italia. Parliamo ad esempio del settore degli allevamenti, un settore, come dire, che spesso e volentieri è in difficoltà anche per situazioni particolari che vengono a crearsi, tipo quelle delle influenze aviarie che ci sono state, che spesso e volentieri costringono le aziende ad abbattere addirittura i capi, e comunque, come dire, poi provocano delle ricadute dal punto di vista occupazionali non indifferenti, anche perché l'ammortizzatore, cioè la disoccupazione agricola, ricordiamoci bene, è una cosa che conoscono non tutti, come diceva Denis, ed è una cosa che paga anche molto meno, come diceva Denis, rispetto alla NASPI. Questa è una delle criticità che abbiamo, è connaturata, come dire, alla natura dell'ammortizzatore. Però ricordiamoci che se un lavoratore mi lavora 6 mesi in agricoltura e poi fa la domanda di disoccupazione agricola, per bene che vada porta a casa 4.000 euro netti, per bene che vada. Dopodiché c'è anche un'altra problematica che si innesta sulla questione delle disoccupazioni agricole. Oltre a non conoscere l'esistenza dell'ammortizzatore, spesso e volentieri i lavoratori vengono da noi e manifestano due problematiche che noi riscontriamo quasi immediatamente nel momento in cui andiamo a controllare le buste paga. La prima è relativa al numero effettivo di giornate che questi lavoratori fanno. Nel settore, anche in provincia di Treviso, abbiamo molto lavoro nero e anche, per non dire onnipresente, del lavoro grigio, cioè le giornate dichiarate non corrispondono a quelle effettivamente lavorate. E questo comporta spesso e volentieri una perdita di reddito per il lavoratore. Questa è una prima problematica. La seconda problematica è legata all'inquadramento. Quasi tutti i lavoratori che vengono da noi sono inquadrati come operai comuni, che è, diciamo, il livello più basso
Sì. nell'inquadramento del contratto collettivo nazionale. Detto questo, ovviamente l'importo della disoccupazione, così anche come l'importo della retribuzione, ma visto che parliamo di disoccupazione agricola, concentriamoci su quello, ovviamente questo importo è direttamente relazionato al numero di giornate e all'inquadramento. Più basso è l'inquadramento e meno io percepirò di disoccupazione agricola. E ricordiamoci che in provincia di Treviso l'agricoltura è così altamente specializzata in determinati comparti che il fatto che la stragrande maggioranza dei lavoratori sia operai, siano inquadrati come operai comuni, diciamo che in qualche modo stona, e questa è una cosa che andrebbe, come dire, rivista e corretta. Certo. Ecco perché appunto prima faceva il passaggio sul vitivinicolo, no? Ci sono comparti e comparti naturalmente del mondo agricolo. Se pensiamo a quella che è la resa anche economica nel nostro territorio di un comparto come quello vitivinicolo, viene da pensare ancora di più che si dovrebbero trattare meglio, mettiamola così, questi lavoratori. Certo, guardi, io le voglio dire una cosa che noi ci stiamo accorgendo in questi ultimi 2 anni, che in realtà oggi in provincia di Treviso ci sono delle situazioni che sconfinano nel caporalato, che è una cosa di cui qui a Treviso non si è mai parlato fino a 2 anni fa. Invece oggi riscontriamo anche in questa provincia e anche nelle aziende che in qualche modo utilizzano manodopera per, come dire, curare le vigne, l'utilizzo di cooperative spurie, cioè cooperative senza terra cosiddette, che utilizzano del personale a condizioni di assoluto sfruttamento, che rasentano, per non dire sconfinano ampiamente nel fenomeno del caporalato. Questo è un segnale per noi molto preoccupante, perché tra l'altro, come diceva giustamente lei, questo è un settore che paga, le aziende, come dire, godono di un'alta redditività e quindi sarebbe importante che la responsabilità sociale delle aziende si tramuti anche in un corrispettivo rispetto dei diritti dei lavoratori. Spesso e volentieri questi sono lavoratori ricattabili che non hanno il permesso di soggiorno e che quindi sono costretti ad soggiacere a condizioni di lavoro che non hanno nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere. No, infatti, e di cui magari sentivamo parlare negli anni passati relativamente ad altre realtà, magari scandalizzandoci, e invece poi ci vuole poco a importare questi cattivi usi e costumi, no? C'è forse anche magari una norma che appunto, essendo un po' penalizzante per questi operai, aiuta a sfruttarli, no? Nel senso, se tutti sono inquadrati come operai di base, eccetera, effettivamente neanche la norma aiuta, e questo, diceva, andrebbe sistemata questa cosa. Ecco. Allora, Denis, dicevamo, criticità di questo genere, lavoratori che magari neanche percepiscono i giusti compensi, che non vengono riconosciuti come dovrebbero. Quindi qui siamo già oltre, insomma, è chiaro che magari c'è una percentuale più ridotta di lavoratori che sa di queste opportunità e ne usufruisce. Ecco, allora, c'è un momento dell'anno, lei prima ne faceva parola, ma insomma rispieghiamolo bene, in cui si deve presentare, ci sono dei termini e appunto quali sono poi le documentazioni da presentare agli uffici? Allora, la procedura, l'INPS prevede si possono inserire le domande a partire da gennaio e l'ultimo giorno utile è il 31 di marzo. In questo trimestre noi operatori andiamo a inserire quelle che sono le domande, le richieste. Poi dopodiché nel trimestre successivo, cioè vuol dire aprile, maggio e giugno, l'INPS andrà a elaborare e tutte le pratiche che risultano accolte verranno pagate. Dunque vuol dire che io faccio una domanda magari a gennaio e vedrò i primi soldi a giugno. Tuttavia, però, volevo sottolineare che noi abbiamo già
attraverso appunto la categoria, la FLAI della CGIL, iniziato a fare un controllo di quelli che sono i requisiti per poter andare incontro alle necessità dei lavoratori e di conseguenza cominciare a vedere se la persona ha i requisiti per presentare la domanda. Dunque possiamo dividere la richiesta delle disoccupazioni agricole in due parti. Una prima parte già da subito, controlliamo i requisiti ed eventualmente andiamo a raccogliere e a preparare la domanda. Una seconda parte, gennaio-marzo, per l'inoltro all'INPS delle domande. E poi la riscossione eventuale in che tempi? Ahimè, questo è un grosso problema, nel senso che si fa la domanda a inizio anno e vedrò i soldi da giugno in poi, senza contare che qualora l'INPS faccia delle richieste di documentazioni non me la fa subito, me la fa a giugno e di conseguenza la persona si trova ad attendere ulteriormente per poter portare a casa dei soldi. E magari in quel momento non sta lavorando. Allora dovremmo avere una telefonata. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, sono Gabriele da Vazzola. Buongiorno, Volevo prego. chiedere se io adesso sono in NASPI dal 1° di ottobre, praticamente mi mancherebbero ancora 2 mesi per finire l'anno e chiedo se c'è anche la disoccupazione agricola oppure no. Grazie. Aspetti, resti lì Gabriele che sentiamo... Ecco Paolo, allora, prego. Gabriele, ti posso dire che la prima cosa che guarda l'INPS per decidere se a un lavoratore spetta o meno la disoccupazione agricola piuttosto che la NASPI è la prevalenza. Tradotto, se tu nel 2024 hai lavorato un maggior numero di giornate con contribuzione non agricola, quindi in fabbrica, per capirci, in quel caso lì, anche se fai la domanda di disoccupazione agricola perché magari mi lavori 2 mesi in agricoltura, l'INPS non riconosce il diritto perché ti manca la prevalenza. Per poter avere la disoccupazione agricola tu devi avere un numero di giornate in agricoltura durante l'anno per il quale tu fai la domanda, che deve essere superiore a quello di un eventuale altro lavoro non agricolo. Quindi nel tuo caso la risposta è: non ti spetta la disoccupazione agricola. Eventualmente, se nel 2025 dovessi continuare a lavorare in agricoltura, in quel caso lì è da valutare se avrai prevalenza nel 2025 e allora in quel caso lì potresti godere della disoccupazione agricola. L'INPS durante l'anno non paga mai 2 tipi di disoccupazione, o paga la NASPI o paga la disoccupazione agricola. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie. Ecco, non lo sentiamo, ma insomma speriamo che sia soddisfatto. Sì. Eccolo qua, sì. Prego. Grazie infinite, ho capito, praticamente c'è la disoccupazione agricola o c'è la NASPI. E devi guardare la prevalenza, cioè dove hai lavorato di più in corso d'anno, come primo criterio. Io ho lavorato 10 mesi con l'agricoltura praticamente, questi 10 mesi dell'anno. E adesso sono andato in ASPI. Ah, ok, il contrario. Beh, allora in questo caso qui potrebbe essere che ti spetti la disoccupazione agricola. Ovviamente tu hai lavorato da operaio agricolo a tempo determinato. Sì. Allora è meglio che vieni già a trovarci, fai un salto nelle nostre sedi, puoi venire lì a Conegliano, visto che sei, mi pare, di quella zona, trovi me. Ma vado a Oderzo. Perfetto, se vai a Oderzo trovi Daniele. Grazie. E possiamo, come dire, già istruire la tua pratica. Va bene, grazie. Niente, benissimo, saluti. Grazie Gabriele, a lei, grazie. Allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, regia, se possibile, e poi riprendiamo a parlare di questo tema che abbiamo detto coinvolge, abbiamo visto anche con la telefonata, molte persone, molti lavoratori. Di nuovo in diretta da studio con l'approfondimento delle tematiche sindacali, grazie ai rappresentanti della CGIL. Allora saluto di nuovo e ringrazio Paolo Casanova Stua, funzionario del FLAI di Treviso, ben ritrovato, e Denis Silvestrini, che è invece collegato da remoto, eccolo qui, operatore dell'Inca CGIL, che è un po'
il front office evidentemente del sindacato per tutte quelle che sono le richieste e le istanze dei lavoratori. Allora Paolo, riprendiamo a parlare di disoccupazione agricola e in generale di questo mondo dell'agricoltura che abbiamo capito che a livello contrattuale e anche poi di disoccupazione è differente dall'industria, storicamente differente un po' anche per le caratteristiche del lavoro stesso, diciamo, no? Cosa possiamo dire ancora, aggiungere rispetto al tema dei requisiti per usufruire di questo sussidio? Sì, qualcosa ha già detto Dennis all'inizio. Io posso scendere un po' più nel dettaglio, nel senso che posso invito i lavoratori a passare già ora nelle nostre sedi, perché già noi oggi stiamo cominciando a raccogliere e istruire le prime pratiche che poi andranno inviate a gennaio all'INPS. Questo anche per portarci avanti col lavoro, perché poi noi in realtà raccogliamo circa 1 migliaio di pratiche sui 5.000 e rotti lavoratori a tempo determinato operai agricoli che abbiamo in provincia. Il numero degli agricoli in quanto tale è più grande perché oltre ai 5.000 ce ne sono circa 3.000 che sono a tempo indeterminato e poi ci sono i piccoli coltivatori che anche quelli sono agricoli che però non figurano ma che vanno a completare il numero fino ad arrivare a un totale in provincia di 14.000 unità. Detto questo, venite nelle nostre sedi perché possiamo intanto verificare i requisiti. Cosa vi dovete portare dietro se venite da noi, onde evitare di dovervi far tornare 2 volte? Beh, i documenti di identità, quindi la carta d'identità o il passaporto, il codice fiscale, il codice IBAN e poi a seconda della tipologia del lavoratore, ad esempio se il lavoratore è straniero è opportuno che porti il permesso di soggiorno e poi è opportuno anche che ci portiate una busta paga. Perché noi dalla busta paga possiamo vedere molte cose. Possiamo intanto constatare se avete diritto alla disoccupazione e quindi non farvi perdere tempo per niente, ma poi possiamo anche dare un'occhiata alle cose che dicevo prima, quello che potrebbe essere il livello di inquadramento, piuttosto che quelle che potrebbero essere le giornate effettivamente lavorate, ripeto, sulla base delle quali poi viene calcolata la disoccupazione. Quindi venite già a trovarci nelle nostre sedi, le accoglienze vi fisseranno un appuntamento col funzionario e potremo portarci avanti anche noi col lavoro, in maniera tale da non arrivare a gennaio ad essere con le file davanti agli sportelli. Senta, per quanto riguarda i contratti invece, no? Che dicevamo che qualche piccolo aggiustamento, magari anche lì, ecco, voi sicuramente siete impegnati nel sistemare quelle che possono essere le storture anche in questo settore. Che problematiche ci sono principalmente o comunque vi vengono sottoposte magari proprio dai lavoratori? Allora, se dovessi dire un problema che io vedo e che percepisco è quello che il lavoratore che ha un contratto agricolo a tempo determinato è un lavoratore che fondamentalmente è molto ricattabile, perché funziona così: io ho un contratto che dura 1 anno, o 6 mesi, o anche 2 mesi, e all'interno di quel periodo ci sono un numero minimo di giornate garantito. Ma finito quel contratto non c'è nessun obbligo di proroga a quel contratto o di rinnovo del contratto, né tantomeno di trasformazione a tempo indeterminato. E in più, una volta fatte quel numero di giornate, io posso essere lasciato a casa da un giorno all'altro. Addirittura, qualora il rapporto si incrini, il datore di lavoro magari mi assume per 1 anno e dopo avermi fatto fare qualche giornata mi lascia a casa e io poi devo aspettare magari il trascorrere delle settimane o dei mesi per poter fare le giornate che mancano. Quindi il primo, come dire, aspetto è connaturato alla tipologia di lavoro, ma è un po' come dire quella che io considero una struttura, un utilizzo massiccio dei contratti a termine anche laddove ci sarebbe la possibilità di stabilizzare dei lavoratori con i contratti a tempo indeterminato. Questa è una delle cose che io vedo di più. La seconda cosa che vedo, e questa è fresca di qualche settimana, difficoltà nel rinnovare i contratti. In agricoltura abbiamo un doppio livello di contrattazione. Abbiamo un contratto nazionale che copre 2 anni e poi un contratto provinciale che copre altri 2 anni. E
abbiamo pochissimi contratti a livello aziendale e in realtà noi oggi facciamo molta fatica a rinnovare i contratti. Questo vuol dire che facciamo molta fatica a riconoscere le giuste retribuzioni ai lavoratori. Ma questo perché? Allora, io penso che sia un problema che non riguarda solo l'agricoltura, ecco, riguarda un po' tutti gli ambiti. Anche nell'industria alimentare, che è un contratto nostro prevalente di categoria, insomma, nelle ultime tornate contrattuali abbiamo faticato notevolmente. E io posso pensare che ci sia difficoltà da parte delle aziende, delle associazioni di rappresentanza delle aziende a, come dire, far quadrare i conti. Questo lo posso immaginare e capire. Però certo è che laddove non c'è la possibilità di dare retribuzioni ai lavoratori, poi è chiaro che non ci si può aspettare che ci siano dei consumi da parte degli stessi, ecco, perché è un cane che si morde la coda questo. Noi non possiamo pensare, come dire, che ci sia, come dire, una difficoltà a rinnovare i contratti, perché in realtà l'inflazione morde molto, le retribuzioni in agricoltura non sono tra le più alte, perché un lavoratore specializzato, uno specializzato super che è a livello più alto, mi porta a casa sui 1.500 euro lordi, fa fatica a arrivare oltre, e quindi, come dire, siamo veramente... Mentre abbiamo la necessità di rinnovare i contratti, l'abbiamo fatto a Treviso, anche con senso di responsabilità da parte delle organizzazioni datoriali. Siamo tra le prime province, la seconda, se non la terza in Veneto che ha sottoscritto l'accordo. In giro per l'Italia, in Veneto, siamo capofila nel rinnovare la contrattazione a livello provinciale. Però devo dire che dovremmo tutti quanti fare di più e fare meglio, perché questi lavoratori che oggi noi possiamo considerare di serie B potrebbero andare in serie C se continuiamo di questo andazzo. I contratti vanno rinnovati a scadenza e le retribuzioni devono crescere in maniera corrispondente a quelli che sono i punti di inflazione che andiamo a perdere. Che poi suona anche un po' assurdo, no? In questo momento in cui tutti fanno fatica a trovare lavoratori, manovalanza, eccetera, bisognerebbe valorizzarli questi lavoratori, e invece qui anche forse a causa di chi fa da tramite nel procacciare magari i lavoratori per le varie realtà agricole, anche su questo potremmo aprire un'infinità di ragionamenti, abbiamo alle volte, ovviamente non sempre perché sarebbe ingiusto dirlo, ma in alcuni casi carne da macello che viene messa a lavorare, no? Sì, il lavoratore agricolo, soprattutto a tempo determinato, non sempre svolge attività di tipo professionale particolarmente specializzate, ecco. E spesso e volentieri parliamo di manodopera che va sul campo e che si limita o alla raccolta o alla potatura. Che è essenziale lo stesso. Se parliamo ad esempio del comparto vitivinicolo, ma la stragrande maggioranza del personale che lavora sul campo, poi c'è qualcun altro che magari fa i trattamenti e fa qualcosa in più, ma noi vediamo comunque dei lavoratori che magari sono impegnati in tipologie lavorative per cui serve una certa professionalità che però non sono inquadrati correttamente. Poi lei giustamente diceva un problema che è quello che i lavoratori spesso e volentieri sono utilizzati dalle cooperative e a volte anche dai contoterzisti, perché non esistono solo le cooperative, esistono anche i contoterzisti, e quello è un ambito, diciamo, un po' che sfugge al controllo, perché le cooperative sappiamo tutti come funzionano e per una di buona magari ce ne sono due che tanto correttamente non si comportano, ecco. Quindi questa è una cosa che noi stiamo attenzionando proprio come Fly CGIL. Non per niente, addirittura sabato abbiamo un'iniziativa in Camera del Lavoro a Treviso, in auditorium, in cui cercheremo di spiegare alle persone che cos'è il caporalato in provincia di Treviso, perché sembra che non ci sia, ma purtroppo c'è, sta cominciando ad arrivare. Anche perché se parliamo di lavoratori che provengono da altri paesi, stranieri, ricattabili, come diceva lei, che non hanno idea dei loro diritti e per i quali magari determinate condizioni possono risultare
ahimè, non nuove, magari esperienze passate che hanno fatto, che ne so, nei loro paesi, piuttosto che questo sfruttamento. Bisogna accorgersi, insomma, ecco, di quello che non va, bisogna fare, come dice lei, anche informazione tra i lavoratori, senza dubbio. Denis, mi perdoni, allora, di quale settore, ho questa curiosità, visto che voi ricevete i lavoratori direttamente negli uffici, da quali settori vi arriva principalmente gente, lavoratori che chiedono magari questi sussidi? Allora, diciamo che la disoccupazione agricola dipende dalla zona in cui ci si trova, nel senso che nella zona di Conegliano molti provengono dal settore vinicolo. Ci spostiamo verso la zona di Treviso, oltre al vinicolo troviamo anche però quello degli ortaggi. Diciamo, nelle nostre zone va molto il vinicolo e gli ortaggi, difficilmente possiamo trovare qualcun altro che si occupa di allevamento. Certo, per cui sono principalmente da questi settori, ecco. Senta, io leggevo che novità di quest'anno sarebbero i periodi indennizzati per alluvione equiparati a quelli lavorativi. Visto che purtroppo in questi mesi abbiamo visto più volte, in questi anni purtroppo ripetersi anche nei nostri territori questo genere di eventi, ecco, prima parlavamo, no, del fatto che il lavoratore non può lavorare per il meteo avverso quel giorno eccetera, però abbiamo visto anche lunghi periodi di devastazione in cui banalmente nei campi non entri se l'acqua li ha invasi eccetera per un periodo, insomma. Su questo fronte c'è effettivamente questa novità? Come vi comportate? Allora, diciamo che purtroppo noi andiamo a verificare quello che è segnato nella busta paga, perché non abbiamo altri strumenti per poter capire le giornate che una persona ha lavorato. Il nostro secondo strumento è quello che viene dichiarato, nel senso che noi presentiamo una domanda, possiamo fare un controllo, andare a verificare le giornate segnate nelle varie buste paga, ma dopo si fa un controllo direttamente con l'INPS, nel senso che noi andiamo a verificare la situazione dei versamenti dei contributi e là vengono segnalate le giornate che la persona ha lavorato. Dopo diventa difficile capire se quel giorno è stato considerato lavorativo o c'è un'alluvione o c'è l'impossibilità. E questo, diciamo, è un compito che spetta più forse al funzionario, che ha un rapporto più stretto con il lavoratore, che a noi che ci limitiamo a guardare le carte e a verificare se c'è o non c'è il requisito e il diritto a presentare la domanda. Certamente. Paolo, poi lei poco fa mi diceva è importante non solo questo tema della disoccupazione agricola per questa categoria di lavoratori, ma avere ben presente tutte quelle che sono le opportunità, le incombenze anche in termini di malattia e infortunio, perché anche in questo caso ci sono delle differenze con i contratti che più comunemente siamo abituati a gestire, a conoscere. Sì, c'è una particolarità in agricoltura. Torno un attimo indietro, se mi permetti, rispetto a quello che diceva Denis, perché c'è una particolarità, e questa è una cosa che capita spesso, non direttamente legata alla disoccupazione agricola, ma agli operai agricoli a tempo indeterminato. Capita spesso che vengano nei nostri uffici lavoratori a tempo indeterminato, i quali magari perché piove, perché c'è stato un fenomeno, come dire, magari pesante, o semplicemente perché non è possibile lavorare in quella giornata, rimangono a casa. Non tutte le aziende oggi sono strutturate o hanno l'attenzione per poter collocare in cassa integrazione questi lavoratori, perché va ricordato che in agricoltura esiste un altro ammortizzatore che riguarda specificatamente gli operai agricoli a tempo indeterminato. Qualora ci sia l'impossibilità di lavorare, in quel caso lì si può attivare la cassa integrazione agricola che si chiama CISOA. Alcune aziende questa cosa qui o non la conoscono o magari, come dire, diventa una scocciatura per loro metterla in pratica. Questo cosa vuol dire? Che il lavoratore rimane a casa e al lavoratore viene sottratto magari un giorno di ferie.
E questa non è una procedura corretta. Questo va, una cosa che va attenzionata, e lo dico eventualmente a quei lavoratori che possono essere all'ascolto, anche se visto l'orario potrebbero non essere molti, ma la giornata oggi è una giornata di pioggia, per cui magari qualcuno c'è. È importante che si faccia attenzione anche a questo. Riguardo la particolarità che abbiamo in agricoltura per quel che riguarda la malattia e l'infortunio, ad esempio. Ecco, noi in agricoltura abbiamo un sistema bilaterale molto spinto, nel senso che siccome le prestazioni, ad esempio, quelle della malattia e quelle dell'infortunio, nel caso degli operai agricoli a tempo determinato, vengono pagate direttamente dall'INPS, quindi il lavoratore nel momento in cui mi fa più di 3 giorni di malattia, riceve un pagamento su IBAN da parte dell'INPS. A volte neanche si accorge di aver ricevuto il pagamento. Quindi non in busta paga, diciamo. Non in busta paga. Questo per i tempi determinati, sì. È una cosa particolare dell'agricoltura. È tutta particolare questa dei questo tempi secondo me lo determinati. sanno in pochi, meno ancora di quelli che possono sapere della disoccupazione. Ecco, quando succede questo, il lavoratore magari non guarda le buste paga perché non è avvezzo a controllarle, riceve una parte del pagamento che è quello, come dire, di competenza INPS per quel che riguarda la malattia. Stessa cosa succede per l'infortunio. Il pagamento avviene, tranne il primo giorno che è indennizzato dal datore di lavoro, ma per gli altri giorni avviene direttamente dall'INAIL con un bonifico. Una volta INPS e INAIL mandavano delle lettere a casa al lavoratore, magari il lavoratore si vedeva arrivare queste lettere e veniva da noi a chiederci che cos'era questa cosa. Perché è importante questo? Perché in agricoltura c'è la Cassa dei lavoratori agricoli di Treviso, che si chiama FIMIEBAT, che integra, proprio statutariamente parlando, le prestazioni INPS e INAIL di malattia e infortunio. Che vuol dire che il lavoratore che percepisce un pagamento di malattia o di infortunio da INPS o da INAIL deve attivarsi personalmente, andando nelle sedi sindacali, per fare la domanda alla Cassa dei lavoratori agricoli per prendere la parte di soldi che mancano. Questa è una cosa che magari non tutti sanno, ma è importante che si sappia. Ma sì, assolutamente, però è un po' un'anomalia, no? Perché poi cioè che ci debba essere un'iniziativa da parte del lavoratore che magari, ipotizzo, in quel momento è anche in una situazione di difficoltà, perché insomma malattia e infortunio, non è proprio comodo, tra virgolette. No, come assolutamente mai la norma prevede questo? E da sempre è stato così, e il tutto è legato. Questa particolarità del mondo agricolo è legata alla particolarità della tipologia lavorativa. Il lavoro agricolo oggi, soprattutto in provincia di Treviso, pur come dire, abbiamo visto coi numeri, ci sono moltissimi lavoratori, il doppio dei lavoratori agricoli a tempo determinato rispetto a quelli indeterminati. Però se andiamo in altre regioni d'Italia il numero degli determinati è ancora più grande. La discontinuità lavorativa porta a far sì che anche i rapporti con le istituzioni, e quindi in questo caso con gli enti di previdenza e mutualistici, insomma, siano rapporti in cui si tiene conto di questa specificità. Tradotto in pratica, il datore di lavoro non può sapere quando il lavoratore si ammala, però magari quel contratto lì è un contratto che va a scadenza, e quindi diventa difficile anche per il datore di lavoro andare a conguagliare determinate prestazioni con l'INPS. Certo. E quindi da questo punto di vista è un fatto, diciamo, storico, non è, come dire, un'intenzione, almeno storicamente, punitiva nei confronti del lavoratore agricolo, questo no. Certo è che è così particolare che il lavoratore agricolo, se non è attento, rischia di rimetterci un sacco di soldi, perché io sono convinto che più della metà dei lavoratori agricoli si accontenta della malattia senza neanche saperlo che gli è stata pagata magari dall'INPS in conto corrente, e magari non va neanche a vedere il conto corrente e non sa neanche che è stato fatto un pagamento. E soprattutto non chiede la parte E soprattutto ulteriore. non chiede la parte che avanza. Sì. Aggiungo poi che la stessa cassa di Treviso, il FIMIEBAT, era tutta un'altra serie di contributi e prestazioni aggiuntive oltre all'integrazione della malattia e dell'infortunio.
ci sono contributi scolastici, ci sono contributi che riguardano le prestazioni specialistiche, ci sono contributi che riguardano la nascita dei figli o addirittura l'ultimo entrato è quello dell'inserimento all'asilo, quindi anche per queste tipologie di situazioni che si vengono a creare ci sono tutta una serie di contribuzioni che ai più non sono conosciute, perché noi non abbiamo aziende in cui facciamo fatica ad andare a fare le assemblee nelle aziende, perché le aziende sono quasi tutte molto piccole e non abbiamo titolarità per poter indire delle assemblee, e laddove magari potremmo averle non c'è la tranquillità e la disponibilità del lavoratore, del datore di lavoro a farci entrare in azienda per spiegare queste cose ai lavoratori. E quindi è un problema e vogliamo cogliere questa occasione per dire ai lavoratori: venite a trovarci, perché ci sono delle cose che magari non sapete e che vi potrebbero portare dei soldi più in portafoglio. Sì, esatto, e comunque chi ci ascolta naturalmente utilizza questi momenti di informazione, poi se ne faccia portavoce anche con i colleghi, no? Esatto. Perché è l'unica maniera magari per raggiungere anche tanti che lavorano a testa bassa e basta, quando invece hanno dei diritti. Allora, torniamo a bomba anche con Denis. Abbiamo detto, diceva Paolo prima, potete già cominciare a venire agli sportelli in modo da istruire queste pratiche poi per tempo, è corretto? L'invito è quello intanto di mettere insieme tutti i documenti che servono, tutto il materiale che serve, e poi comunque andare a verificare se si ha i requisiti, se si può accedere a questo genere di sussidio, e farsi trovare pronti e tempestivi, perché poi se c'è pure da aspettare, ma insomma l'importante è che il cittadino si presenti con tutto quello che ha in regola, no Denis? Sì, confermo che la pratica si può già cominciare a istruire, basta presentarsi negli nostri uffici, prendere un appuntamento direttamente con la FLAI CGIL e il nostro funzionario verifica se ci sono i requisiti. La domanda viene istruita per poi essere inoltrata a gennaio, inoltrata all'INPS, e poi andiamo a attendere il riscontro da parte dell'ente. Senta, ma anche rispetto a tutti gli aspetti di cui parlava Paolo adesso, malattia, infortunio, questi ulteriori benefit, chiamiamoli, che la cassa eroga, lei vede effettivamente i lavoratori venire a informarsi, a chiedere, oppure davvero c'è poca conoscenza di questi aspetti? Allora, purtroppo c'è poca conoscenza. Le persone che si presentano nei nostri sportelli sono persone che sono state invitate dai funzionari a presentarsi, ma oltre al problema della malattia e dell'infortunio c'è anche quello della maternità stessa. I contratti agricoli prevede che non c'è un pagamento in busta paga della maternità, bisogna dunque farne una richiesta e poi l'INPS provvederà a pagare la maternità. Se poi parliamo di un congedo parentale o maternità facoltativa, le cose si vanno un po' più a complicare, nel senso che, specialmente se sei extracomunitario, perché devi presentare la domanda, l'INPS ti pagherà al termine della domanda, dimostrando con un documento che tuo figlio, che è nel paese di origine, è ancora vivo. Dunque vado via un mese, per un mese non avrò un'entrata economica perché devo aspettare che l'INPS mi eroghi il pagamento. Sono tante le donne in questo settore? Non moltissime, ma in determinate realtà, anche in provincia di Treviso, diciamo che numericamente si fanno sentire. Ci sono delle aziende che hanno quasi connotazione di tipo industriale, tipo aziende che, diciamo, mi viene un esempio, l'Agricola Trevalli, piuttosto che la Fiorin che commercializza uova. Ecco, queste aziende, la presenza femminile è notevole, è preponderante, per cui dipende un po' dal settore, dalla tipologia aziendale. Ce ne sono magari un po' meno sul campo, ecco, perché lì, diciamo, il lavoro è un po' più duro
e magari sono poche le donne che intendono percorrere quel tipo di... Anche storicamente, insomma. Sì, storicamente anche i datori di lavoro, diciamo che non sempre vedono di buon occhio magari una ragazza che viene a chiedere di lavorare in campo, ecco. Nel senso che risulterebbe magari meno forte e meno resistente di un maschio? Meno forte, meno resistente. Poi è tutto da provare, non lo dico certo, come asserzione. Assolutamente. Anzi, io ho aziende, cioè conosciamo aziende che hanno stabilizzato prima le donne che non gli uomini, ecco, perché magari sì, una donna che decide di fare questo tipo di lavoro è una donna che vuol dire che gli piace il lavoro che fa ed è motivata. Certo. Senta, per terminare, perché abbiamo un paio di minuti, ripetiamo l'evento di sabato allora, no? In Camera del Lavoro diceva che può essere interessante. Sì, alle 20:45 in Camera del Lavoro a Treviso, in auditorium, faremo un incontro. Io adesso gli ospiti non ce li ho sotto mano, ma sono ospiti qualificati. Un incontro, diciamo, confronto e anche di carattere divulgativo, insomma, per che ce n'è bisogno, abbiamo sentito purtroppo. Per spiegare, come dire, che questa cosa qui sta prendendo piede anche in provincia di Treviso. Cioè, il caporalato, così come magari è inteso nell'immaginario collettivo, è il caporale che passa nelle piazze al mattino e che raccoglie le persone e che le porta sul campo a lavorare caricandole nei furgoni e magari andandoli a prendere nei centri di accoglienza. È un immaginario che però non è così poi molto distante dalla realtà che abbiamo noi, perché noi a Ponte di Piave recentissimamente abbiamo trovato una dozzina di lavoratori che diciamo, venivano trattati esattamente in questo modo. E poi purtroppo ci sono stati altri episodi, più che altro in cui non tanto magari si è provato il caporalato, ma in cui si sono trovati decine di lavoratori dormire in condizioni insomma degradanti, in strutture in cui magari qualcuno ci approfittava pure per affittarle, eccetera, eccetera, che però lasciano presupporre che il trattamento complessivo sia quello per cui bisogna fare grande attenzione. Esatto, qui la responsabilità delle aziende pesa molto e pesa anche, quindi delle associazioni datoriali, noi dovremmo fare un percorso insieme a loro per cercare di fare in modo che questa cosa qui non prenda piede a Treviso e che sparisca dal resto del territorio nazionale. E mi limito a dire che non possiamo chiudere gli occhi, ecco, perché anche noi, come dire, che magari abbiamo rapporti con lavoratori regolari, o perlomeno come dire che magari se fanno del nero o del grigio magari sono in qualche modo consenzienti, ecco, perché capitano anche questi tipi di situazioni, però al di là di questo noi questa cosa qui non la possiamo accettare perché si scivola facilmente nella barbarie, ecco. Cito l'ultimo esempio giusto per ricordare che recentemente a Latina un lavoratore è stato depositato, è andato su tutti i telegiornali e in tutti i social, è stato depositato dal proprio datore di lavoro davanti casa con un braccio amputato e tranciato, il braccio era in una bacinella e questo lavoratore è morto dissanguato. E questa cosa qui è venuta fuori solo perché la moglie era presente e perché questa cosa qui è stata in qualche modo poi resa di dominio pubblico. Noi non possiamo tollerare tutto questo. No, questa sì è barbarie, in assoluto, è un episodio raccapricciante. Abbiamo tra l'altro una legge che è la 199, che è una legge sul caporalato, che è stata fortemente voluta dalla CGIL e questa legge però a questa legge va data piede, va data vita. Va data attuazione, certo. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ci dobbiamo fermare, grazie infinitamente. Allora intanto regia, c'è una telefonata? Ho capito bene? No, c'è la pubblicità, allora adesso ci fermiamo. Ringrazio gli ospiti, Paolo Casanova Stua, funzionario FLAI di Treviso, Denis Silvestrini, grazie infinite, operatore dell'Inca CGIL, speriamo di aver raggiunto più gente possibile, più lavoratori possibili. Grazie a voi e agli ascoltatori. Spiegato quali sono le opportunità. Noi ci fermiamo, grazie come sempre in regia, Alessandro Granzieri e Tommaso Migot, appuntamento alle prossime puntate di approfondimento con la CGIL.